è un altro segno di quella straordinaria generosità che avvenne attorno al disastro del terremoto. Tavola rotonda dalla ricostruzione del 76, un modello per il welfare sanitario e previdenziale nel sistema economico-industriale del Friuli Venezia Giulia, organizzata in occasione dell'assemblea annuale di Federmanager simbolicamente proprio ad Artegna. Nel post-terremoto l'importo complessivo della solidarietà dei dirigenti italiani fu di 500 milioni di lire. Federmanager e Confederazione Nazionale Dirigenti d'Azienda raccolsero una colletta con cui furono realizzate nell'emergenza ad Artegna 12 abitazioni. La sottoscrizione continuò nel tempo, permettendo la costruzione di ulteriori 7 case. Il post-terremoto racconta di valori da riattualizzare, ingredienti fondamentali di quella ricostruzione originato dalla storia dei nostri avi che, partendo da una terra povera, hanno fatto la valigia e sono andati nel mondo a cercare opportunità. Emigranti che hanno saputo conquistare il rispetto e la stima dei paesi che li hanno accolti, patrimonio di credibilità costruito dai friulani che ha reso possibile una straordinaria rete di solidarietà internazionale. Il loro senso era responsabilità, rispetto, diritti e doveri. Nella capacità di poterlo fare, anche nella visione di una classe dirigente che ha contribuito coerentemente con quelli che sono stati i fondamentali della ricostruzione, quindi noi siamo oggi qui a rendere merito a coloro che fecero quella scelta e anche a fare altre riflessioni attorno alla qualità, alle competenze professionali di una classe dirigente dal quale inevitabilmente dipende il futuro anche del Paese, perché la componente manageriale è uno dei grandi temi aperti che questa società e questo tempo presenta.